I dati diffusi dalla Protezione Civile per la prima volta senza conferenza stampa evidenziano un trend in calo. Lo dimostrano i risultati dei tamponi. Su oltre 61.000 solo il 6% è positivo, una delle percentuali migliori da inizio epidemia. I positivi in più sono circa 800, meno decessi rispetto ai giorni precedenti, ma il numero resta ancora altissimo, 482 nelle ultime ore. Consolidato ormai il dato dei ricoveri che continuano a diminuire, anche in terapia intensiva, meno 79. Aumentano i guariti, oltre 2.000 in più da ieri, quasi 45.000 dall'inizio dell'emergenza. Salgono intanto a oltre 80.000 i positivi a casa in isolamento domiciliare, senza sintomi gravi e senza necessità di cure particolari. Pronti migliaia di posti per chi non può fare la quarantena nella propria abitazione, 7.000 nelle strutture messe a disposizione dallo Stato e altre decine di migliaia di posti da regioni ed enti locali. Ed anche in Lombardia continua